Grande successo all'antico mercato di Ortigia per le domeniche dell'educazione al gusto organizzate dall'assessorato alle attività produttive del Comune di Siracusa in collaborazione con l'assessorato regionale all'agricoltura. Iniziativa che si svolgerà tutte le domeniche di ottobre, novembre e dicembre in concomitanza con il mercato del contadino mira ad una scelta consapevole, ponendo al primo posto il binomio cibo-salute con l'obiettivo di far conoscere le caratteristiche di ciascun prodotto relativamente alle zone di produzione, stagionalità, analisi organolettica, proprietà salutistiche e riconoscimento dell'origine. In occasione della manifestazione l'associazione Mangiare Bene e non solo ha effettuato una dimostrazione di preparazione e presentazione di tipologie diverse di estrazione di caffè. Alla dimostrazione denominata Un insolito caffè, sì grazie, presente il campione italiano 2016 di latte art Giuseppe Fiorini, che ha rappresentato l'Italia nei campionati mondiali di Shanghai. Relatore il professor Gaetano Bongiovanni, affiancato da alcuni alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa. Ricco il calendario di azioni e iniziative a breve e medio termine, volta alla valorizzazione dei prodotti tipici locali in sinergia con enti, associazioni, operatori e mondo della scuola. Una grande opportunità oggi, il lancio delle Domeniche del Gusto in occasione dell'antico mercato del contadino qui all'antico mercato di Ortigia, con una iniziativa in collaborazione tra il Comune di Siracusa e l'assessorato regionale all'agricoltura. Lanciamo questo ciclo di domeniche che si terrà da oggi, che è il 1° ottobre, fino a dicembre, proprio con l'associazione Mangiare Bene e non solo. Abbiamo avuto il piacere questa mattina di avere con noi il campione italiano 2016 del latte art, Fiorino, e siamo stati inondati da un pubblico che ha accolto benissimo l'iniziativa e ha potuto degustare le varie tipologie di caffè. Questa era proprio la prima domenica, ce ne saranno molte altre ogni domenica fino a dicembre e faremo un approfondimento proprio dei prodotti dal punto di vista della salute e del benessere.